200 per 1, ovvero 200 psicologi per un posto di lavoro in casa di riposo. Siamo a Rossano Veneto e il consiglio di amministrazione di Villa Aldina, 65 ospiti, 57 dei quali non autosufficienti, ha indetto il primo di una serie di concorsi. I concorrenti arriveranno a Rossano da tutta Italia, isole comprese, un esercito di 200 già psicologi alla ricerca del lavoro agognato. Una grandissima fame di lavoro, specialmente anche per un posto che diventa molto appetibile, essere psicologo o psicologa all'interno di una casa di riposo con un posto fisso, insomma, quale giovane, quale persona non lo vorrebbe. Inevitabile è il problema di organizzare e gestire un concorso per 200 persone, trovare sedie sufficienti ma soprattutto un posto capace di contenerli tutti. E alla biblioteca di Villa Caffo si è dunque preferito il Pala Brudello. La sede, le sedie, tutta la parte pratica. Ci saranno anche alpini e protezione civile, ma il sindaco fa un'altra considerazione. Io sono un po' sempre perplessa, riguardo i criteri di reclutamento che ci impone lo Stato. L'esame dunque valuta le conoscenze, ma non le competenze vere.